Sull'autonomia del Veneto le preoccupazioni della CGIA di Mestre sulla preintesa con il governo, non ci sono le condizioni per i trasferimenti. Zaia rassicura, non firmeremo al buio. 2 minorenni veronesi indagati per la morte del senza tetto bruciato vivo in dicembre nell'auto dove viveva, non un incidente ma un delitto nato per un terribile gioco. Va a comprare la legna in una rivendita e viene travolto e ucciso da una catasta di assi. Assurda tragedia a Montegrotto nel Padovano, vittima un 70enne. Il giallo dell'omicidio di Sofia, uccisa e gettata in una scarpata sul Grappa. Secondo il legale della famiglia di Pascale, il compagno suicida della donna, l'assassino è ancora in libertà. Primo in Italia, il Veneto sottoscrive un contratto di servizio di 15 anni con Trenitalia, oltre 4 miliardi per rinnovare completamente la flotta dei treni ad alta frequenza. Sciopero della spesa contro l'autovelox della Discordia ad Albignasego, ad iniziarlo uno tra le migliaia di multati che ha deciso che non farà più acquisti nel territorio comunale. Cerca la sorella disperatamente da più di 20 anni, la storia di Milena e Michela separate da vivere in orfanatrofio. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito dai titoli, la questione dell'autonomia del Veneto con la preoccupazione della CGIA di Mestre sull'andamento del tavolo romano. Il governatore ribadisce invece alle critiche: non firmeremo un accordo al buio, ma sentiamo. Invitiamo il Presidente Zaia a riflettere bene prima di firmare nelle prossime settimane la preintesa col governo Gentiloni sull'autonomia del Veneto. A nostro avviso non ci sono ancora le condizioni necessarie, in particolar modo sui criteri di trasferimento delle risorse da Roma verso il Veneto. L'appello arriva dal segretario della CGIA di Mestre, Renato Mason. Non vorremmo, spiega, che la Regione Veneto si prendesse un impegno politico al buio con un governo in scadenza. A preoccupare gli artigiani la differenza di posizioni tra le diverse regioni sul tema finanziario, con l'Emilia Romagna che chiede la definizione puntuale delle risorse che le verranno trasferite, la Lombardia che punta sulla spesa media pro capite e il Veneto sui 9/10 delle tasse. Secondo la CGIA un criterio unico per tutti potrebbe penalizzare la nostra regione, mentre un'analisi approfondita del tema richiederebbe tempi medio-lunghi. Osservazioni riconosciute come valide dallo stesso governatore. Noi stiamo lavorando positivamente con il sottosegretario Bressa anche su questo fronte. Certo è che se dovessimo firmare accordi secondo i quali viene riconosciuta al Veneto la spesa storica, vuol dire che qualche altra regione si ingrasserà ancora di più e noi no, però non faremo assolutamente questo errore, quindi quello che segnala la CGIA è sicuramente vero, ma noi stiamo lavorando su questo fronte. Il lavoro del tavolo nazionale finora è stato positivo, puntualizza Zaia, ed è un tavolo che sta anche correndo rispetto alla trattativa. Restiamo ottimisti sull'esito, ma non firmeremo accordi al ribasso. La volontà è quella di firmare questa preintesa quadro, all'interno della quale ci saranno sicuramente già i primi dettami che daranno gli indirizzi, i criteri generali anche rispetto alla compartecipazione. Se poi qualcuno come CGIA Mestre giustamente pone la questione di dire attenzione di non andare a sottoscrivere spese storiche, sono convinto anch'io, perché noi buchi sulla cinta non abbiamo più da tirare, qualche altra regione ha anche la cinta di riserva da quanto spende. Ed ancora cronaca, 2 minorenni residenti in provincia di Verona sono indagati per la morte di un clochard trovato carbonizzato nell'incendio dell'auto dove dormiva la sera del 19 dicembre scorso a Santa Maria di Zevio, nel Veronese. La vettura da tempo era diventata la casa dell'uomo, un 64enne. La conferma dell'iscrizione dei 2 giovani nel registro indagini è giunta oggi da fonti investigative. L'indagine condotta dai carabinieri è tuttora in corso. La magistratura di Verona ha interessato la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Venezia, dove i ragazzi risultano indiziati di reato. Al vaglio degli investigatori l'ipotesi che l'incendio dell'auto possa essere stata appiccata dai minorenni, forse per un terribile gioco. In un primo tempo sembrava che il senzatetto fosse morto nel rogo causato da una sigaretta caduta accesa dentro la vettura, ma gli accertamenti dei militari dell'Arma hanno portato alla luce la nuova terribile ipotesi. Ed ancora crona con la terribile tragedia che si è verificata questa mattina a Montegrotto Terme nel Padovano, dove un cliente è stato travolto ed ucciso da alcune assi di legno che gli sono cadute in testa, è caduto in una rivendita di legname. Sentiamo.
Sono da poco passate le 10 quando all'improvviso una catasta di legna cade da alcuni scaffali. La tragedia all'interno di questa rivendita di legname. Siamo in via dell'Artigianato nella zona industriale di Montegrotto Terme. Schiacciato dal peso delle assi Sante Lavezzo, 70enne del posto. L'anziano era entrato da poco per acquistare del materiale, stava passando proprio sotto lo scaffale quando all'improvviso le assi di legno sono piovute dall'alto colpendolo alla testa. Una violenza che non gli ha lasciato scampo. Lavezzo, noto nella zona termale per aver gestito per molti anni una tabaccheria del centro di Abano, è morto sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivi del 118. Sul posto sono arrivati anche i tecnici dello Spisale e i carabinieri che stanno ora ricostruendo quanto successo. I titolari della rivendita Martini sono sotto shock per l'accaduto e non si danno pace per la tragedia. Da una prima ricostruzione pare abbia ceduto un contenitore dove le assi erano riposte. Ed ancora cronaca con la rapina ieri sera ad un centro massaggi di Fonte nel Trevigiano. Blitz all'ora di cena al centro massaggi di Onè di Fonte. A entrare in azione attorno alle 19:30 un vero e proprio comando composto di 3 persone. Pistola alla mano, il gruppetto si è fatto aprire la porta e poi ha minacciato la commessa. Secondo i carabinieri della compagnia di Castelfranco andavano a colpo sicuro, poche centinaia di euro il bottino in totale. Sì, perché lei paura al lavoro. Ai presenti non è rimasto altro da fare che chiedere l'intervento delle forze dell'ordine che hanno ricostruito l'accaduto. Ad agire sarebbero state 3 persone di colore, probabilmente nordafricane. Al momento del blitz avevano il volto parzialmente coperto. Gli inquirenti sono al lavoro in queste ore per valutare analogie con la rapina andata a segno ai danni di una sala giochi di Bassano del Grappa poche decine di minuti dopo. Sullo stabile dove si trova il centro massaggi c'è anche una sala giochi. Che l'obiettivo dei banditi fosse quello e abbiano suonato il campanello che credevano del retrobottega e si è rivelato invece di un centro massaggi, toccherà alle forze dell'ordine scoprirlo. Ed un'altra rapina questa mattina all'alba, Mestre, presa di mira all'edicola di via Cappuccina. È entrato un signore incappucciato col bavero tirato su, quindi non l'ho visto, e mi ha minacciato, è entrato dentro al banco con un coltello e mi ha detto dammi i soldi. Io l'ho spinto, l'ho strattonato, l'ho spinto fuori e lui uscendo mi ha rubato il portatile. Erano le 5:40 quando un uomo è entrato nell'edicola di via Cappuccina a Mestre dove la titolare 58enne era giunta da poco. Lei però non si è fatta intimorire. Ho molto reagito, ho gridato e gli ho detto vattene via, cosa vuoi, vai via. All'interno del negozio non c'era nessuno e nemmeno fuori, facilitando il rapinatore che però è stato messo in fuga dalla proprietaria. Alto circa 1,80 m, 1,85 m, tutto chiuso, quindi ho visto solamente il naso e gli occhi. Sono qui da 37 anni, si sfoga la donna, guai a chi tocca ciò che è mio, ma la paura è tanta. Io è da 4 anni più o meno che chiudo alle 6 di sera perché ho paura. La mia attività la chiudo alle 6 di sera e adesso vedrò anche la mattina come devo fare. Sono molto arrabbiata e anche impaurita perché sono una donna non più giovane e devo essere qui tutti i giorni di tutto l'anno perché anche la domenica sono qui e sono sempre da sola e quindi ho di molto paura. La richiesta è quella che ormai troppi cittadini rivolgono a chi deve occuparsi di gestire la sicurezza in città. Voglio solo essere protetta e tutelata, se è possibile, tutto qua. Restiamo a Mestre con la protesta oggi pomeriggio dei commercianti di via Trento che hanno chiuso i loro negozi contro il degrado e lo spaccio. Sentiamo. Giù le saracinesche. Come annunciato dalla neonata associazione Zero Degrado, istituita da commercianti e residenti stranieri di via Trento e dintorni a Mestre, è andata in scena la protesta con la chiusura dei negozi per dire basta allo spaccio, al degrado, alla criminalità diffusa. Liti ogni giorno, lo spaccio sulla strada, le persone che vengono picchiate. Un giorno ho visto un bambino che correva su e giù mentre si trovava dentro le persone che tiravano i pugni in bottiglie. Il bambino era traumatizzato, correva su e giù, piangeva in confusione. Qua sempre vedo di tutti quanti vendere di droghe
però non vuole noi fare queste cose, sempre fa casino, vedo di sempre sentire male. Siamo venuti fuori apposta, chiudiamo e manifestiamo, facciamo vedere agli italiani che anche noi siamo contro questo degrado, diciamo. Una protesta che ha visto tutti uniti, italiani e stranieri, impauriti ma soprattutto stanchi di doversi scontrare con una situazione giunta al limite. Io mi auguro che questa iniziativa abbia davvero seguito, e perché abbia seguito c'è solo una possibilità, quella di pretendere ad ottenere il DASPO urbano. Bisogna allontanare fisicamente i soggetti che qua spacciano. Non è possibile che adesso tutto funzioni per 2 ore e poi ritorni tutto come prima. Da qua lo spaccio se ne deve andare. Vogliamo più controllo in presidio 24/24 finché la zona è tranquilla, che le persone dormono nelle loro case, i bambini crescono in maniera civile, perché se i bambini in questa zona crescono così diventano cattivi. Secondo me sarebbe di impegnare alcuni di questi ragazzi per svolgere alcuni lavori socialmente utili, anche non retribuiti, farli avere un impegno, perché la maggioranza di questi ragazzi qua non sono spacciatori nati, oppure non so come posso descriverlo, sono stati trascinati da alcuni che sono proprio potenziali spacciatori. E torniamo ora nella Marca, nel capoluogo a Treviso, dove ieri sera un furto si è trasformato in rapina, ha picchiato un commesso, già bloccato uno dei responsabili, un ragazzino di appena 14 anni. Un ragazzino di appena 14 anni denunciato mentre si indaga per risalire anche al baby complice. Si è trasformato in rapina ieri sera al negozio Basic Storm di via Roma, il furto a dir poco sfrontato di 3 giubbotti che i 2 giovanissimi hanno messo a segno poco prima della chiusura senza curarsi minimamente di essere visti. Hanno preso dal piano interrato 3 giubbotti, valore oltre 200 euro, e tornati al piano di sopra si sono diretti verso la porta. Hanno tentato di rubare dei giubbotti, 3 giubbotti circa, e sono venuti su al piano qua in mezzo e il mio collega ha cercato di fermarli e prendendo i giubbotti si è beccato un pugno in faccia. Questi ragazzini sono scappati, l'altra mia collega ha chiamato subito la polizia e sono arrivati subito e hanno preso uno dei 2 ragazzini. Il 14enne bloccato è stato denunciato per tentato furto aggravato, l'altro, una volta identificato, sarà accusato di tentata rapina impropria e lesioni. Lo stagista 22enne colpito con un pugno è andato oggi a farsi refertare in ospedale. Episodi come questo non sono nuovi in una zona, quella di via Roma, da sempre problematica e per questo costantemente controllata. Succedono abbastanza frequentemente, capita circa una volta l'anno che qua vengono danneggiate le vetrine. In questo senso va anche l'intervento di potenziamento dell'illuminazione nel sottoportico. Adesso noi stiamo cercando di ribonificare questa zona, anche in primavera faremo degli eventi di street art e cercheremo di dare un reddito digitale a tutti i ragazzini per evitare che magari rubino. Aggredito da un profugo, è finito all'ospedale con una prognosi di 30 giorni, si tratta di un poliziotto, è accaduto a Chioggia, sentiamo. Colpito più volte da un richiedente asilo, è finito in ospedale un poliziotto, la prognosi di 30 giorni e probabilmente dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per una lussazione alla clavicola. Il fatto è accaduto a Chioggia, a scatenare l'ira del profugo, un normale controllo. Gli agenti hanno chiesto i documenti ad un gruppo di giovani, qualcuno è riuscito a scappare, altri si sono rifiutati di identificarsi e salire sulla volante. Da qui ne è nata una colluttazione. Ad avere la peggio il poliziotto che nulla ha potuto fare di fronte alla violenza dell'immigrato ospitato tra l'altro poco distante dal centro di Chioggia. Non solo, ma il profugo, dopo aver aggredito il poliziotto ed essere stato bloccato, si è pure rifiutato di farsi fotosegnalare. La rabbia dei sindacati UGL, FSP, Polizia di Stato. Siamo stanchi di lavorare in queste condizioni, tuonano. Non c'è nessuno strumento normativo per tutelare le divise. Serve una pistola elettrica, un taser per garantire la sicurezza nel nostro paese ed una normativa che consenta di fotosegnalare chi si rifiuta. Poi la proposta del sindacato che venga istituito un fondo
ad hoc, chiedendo i soldi all'Europa, che serva a risarcire le vittime dei danni causati dai richiedenti asilo. Manca la tutela delle forze dell'ordine, ma soprattutto ci vuole l'espulsione coatta ed immediata per chi si rende responsabile di questi comportamenti. L'esasperazione per questo ennesimo episodio di violenza è davvero alle stelle. Parliamo ora di trasporto pubblico, perché finalmente qualcosa dovrebbe cambiare per i pendolari veneti. Sono infatti in arrivo 78 nuovi treni. Sentiamo. 78 nuovi treni pronti a correre sui binari del Veneto per un investimento di circa 1 miliardo di euro. Il servizio per i pendolari sarà completamente rivoluzionato dal nuovo contratto firmato in mattinata dal presidente veneto Luca Zaia e dalla D di Trenitalia Orazio Iacono, dal valore complessivo di 4,4 miliardi. Tutti i nuovi convogli avranno 800 posti a sedere e saranno dotati di wifi, 18 posti bici e 50 telecamere per la sorveglianza interna. Saranno inoltre realizzati nuovi lavori in infrastrutture che insieme al rinnovo delle tecnologie dovrebbero ridurre al minimo i ritardi. Con questo contratto di 15 anni si cambia tutta la flotta di questa regione e ovviamente anche poi delle altre regioni, ma partiamo prima in Veneto e quindi l'età media della flotta passa dagli attuali 16-17 anni ai meno di 5 anni. Questo è da primato in Europa. Un dato che non ha uguali neppure nei più avanzati lander tedeschi, assicurano la Trenitalia, a 5 anni di distanza da quando la regione minacciava di disdire il contratto e mettere in gara il servizio a causa di prestazioni oggettivamente inaccettabili. La Germania è dietro di noi abbiamo veramente lavorato duramente in questi ultimi 3 anni, oggi cominciamo a raccogliere i primi frutti e quindi la firma di questo contratto veramente cambierà la qualità di vita dei nostri pendolari. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Ora il giallo dell'omicidio di Sofia, la bella ucraina uccisa e gettata in una scarpata sul Grappa. Secondo il legale della famiglia del compagno della donna, l'assassino di Sofia sarebbe ancora in libertà. Sentiamo. Se per gli esiti completi dell'autopsia sul corpo di Sofia Melnik bisognerà attendere ancora 1 mese e mezzo, i risultati degli accertamenti compiuti dai carabinieri sull'auto di Pascal e su quella della bella ucraina chiariscono alcuni primi aspetti dell'efferato omicidio. Nell'auto di Pascal albanese non sono stati rinvenuti elementi collegabili al delitto, in quelli di Sofia sì. Sofia è stata trasportata con quell'autovettura, presumibilmente nel bagagliaio dell'autovettura stessa. E quindi si deve presumere che a trasportarla fosse il suo assassino. Tracce abbondanti di sangue e saliva che testimoniano il brutale pestaggio e forse anche che Sofia era ancora viva quando è stata caricata nel baule dell'auto per essere trasportata sul Grappa e gettata nella scarpata come un sacco dell'immondizia. E chi guidava l'auto della donna, quasi certamente il giorno stesso della sua scomparsa, è verosimilmente l'assassino. Ma chi è questa persona? Secondo il legale della famiglia albanese, la soluzione più ovvia, quella cioè che sia stato Pascal ad uccidere la compagna per poi togliersi la vita, non sarebbe la pista giusta. E allora perché si è suicidato? Perché pensava che Sofia lo avesse lasciato? Ma se è così allora non è il suo assassino e questo noi dobbiamo chiedercelo, non possiamo fermarci in superficie, esiste il rischio concreto e reale che ci sia un assassino in libertà. Per ragioni temporali sono trascorsi 11 giorni dalla scomparsa di Sofia al suicidio e per il fatto che vi siano indicazioni ancora non rese note dagli inquirenti, dalle quali, dice l'avvocato, si evince che in quei lunghissimi 11 giorni Pascal non sapesse dove fosse Sofia. Sciopero della spesa contro l'autovelox della discordia dal Bignasego, sentiamo. Limite superato di 4 km orari e ovviamente via libera alla multa. Spietato come sempre il famigerato autovelox posizionato sui 70 orari lungo le tangenziali di Padova allo svincolo di strada Battaglia nel territorio di Albignasego, ma questa volta la multa, 60 euro circa già pagati, ha fatto scattare una protesta singolare. Stop alla spesa nei comuni dell'Unione dei Patriarcati che gestiscono insieme il servizio di polizia locale.
Albignasego, Casalserugo, Maserà. Un velox poco segnalato, aggiunge l'autore, che come lavoro fa il carabiniere e la legge spiega la rispetta. La multa l'ha beccata a ottobre percorrendo la strada verso mezzanotte, convinto che il limite fosse a 90 km/h. Ben diversa la situazione per quanto riguarda il velox in corrispondenza di Selvazzano, sui 70 certo, ma segnalato. I comuni incasseranno i soldi delle multe, a rimetterci per questa singolare protesta potrebbero essere alcuni negozi regolarmente frequentati dal militare e uno studio medico. Ed ora la storia di Milena e Michela, separate da bimbe in orfanatrofio, ed ora una delle due cerca la sorella, da 20 anni. Sentiamo. È come se ti mancasse un pezzo di te, nel senso che sai di avere una sorella, però non la puoi frequentare, non la puoi vedere, non puoi sapere se sta bene, se sta male. Il pezzo che da sempre manca a Milena ha un nome, Michela, la sorellina che non ha mai conosciuto, che non ha mai potuto conoscere e che sta cercando da 20 anni disperatamente. Separate in orfanotrofio a Trieste, e da allora Milena Girardi, quarantenne nata a Quinto di Treviso e che da anni risiede a Pasian di Prato in provincia di Udine, non ha smesso di cercare. Oggi è felicemente sposata e con un figlio, ha vinto la sua battaglia per dimenticare una terribile infanzia, ma quel vuoto resta aperto. Milena è nata nel 1976 in una casa famiglia nel Trevigiano da una ragazza madre di San Polo di Piave, problematica, e un padre di cui non sa nulla. I primi anni lì, poi la mamma conosce un uomo che la sposa e porta via la famiglia, un peregrinare tra Veneto e Friuli. Ma il clima è terribile, tanto che la piccola Milena viene portata in orfanotrofio a Trieste. Per maltrattamenti, per famiglia con condizioni igieniche disastrose. Intanto la mamma dà alla luce una seconda bimba, Michela, nel 1979. Pochi mesi e anche questa piccola viene tolta alla coppia per timore di nuovi maltrattamenti. E Michela finisce proprio lì, dove sta Milena, che ha appena 3 anni. Difficile ricordare, ma le immagini nella mente ogni tanto riemergono. Ho un'immagine presente di lei in una cestina e io che le tenevo la manina, quindi questa scena ce l'ho presente. Poi dopo alcuni mesi una famiglia decide di adottare Milena, ma solo lei. Difficile capire perché. Prima hanno detto che c'era una legge all'epoca che non poteva fare in modo di far adottare 2 sorelle. Non lo so se questo sia vero, è andata così. Separano le sorelline per sempre. E lei resta lì, sembra con una famiglia interessata a lei o di Trieste o dei primi confini con la Slovenia, però non ho certezza. Milena cresce e diventa donna, non ricorda più nulla, finché ventenne, conosciuto il suo passato di adozione, rintraccia al telefono la madre biologica e scopre allora di avere una sorella. In quel momento sono rimasta un po' bloccata, però anche da un lato contenta perché ho detto allora era vero che c'era. L'ha cercata per 20 anni, la cerca ancora, ma nulla. Si rivolta a investigatori e istituzioni. Niente. Il Tribunale di Trieste l'ha informata che può dare notizie soltanto in caso di gravi motivi sanitari, altrimenti nulla, il buio. E allora si affida anche a una telecamera per un messaggio a Michela, dovunque sia. La prima cosa che le direbbe se la vedesse? Che io ci sono sempre stata, ci sarò sempre, e se lei vuole, se ha piacere, se ha la volontà, io l'aspetto a braccia aperte. L'abbraccerei. L'unica cosa. Poi tutto il resto viene dopo. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo subito dopo i TG torna 20:10, ospiti in studio Giacomo Vendrame della CGIL Vendemiano Sartor della Confartigianato, si parlerà della legge Fornero, abolirla o no. E siamo al termine, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, buona serata. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, sarà infatti per lo più soleggiato un po' ovunque, ma con locali e innocui addensamenti. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sole splendente oggi su tutto il territorio della nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso sui settori più orientali. Diamo anche uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 3 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche qui bel tempo soleggiato oggi su tutta la nostra regione, con il cielo che sarà al massimo poco nuvoloso.
Più nubi potranno peraltro formarsi sul Triestino, ma sempre del tutto innocue. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, minime tra lo 0 e i 3 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Splendida giornata di sole oggi su tutta la nostra regione, con il cielo che sarà pressoché sereno ovunque. Da segnalare solamente qualche nube sparsa sui confini dell'Alto Adige, ma anche locali foschie. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori minimi tra -4 e 1 grado. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da nord-est. Dal meteo è tutto, arrivederci.